Sapevate che il giusto equilibrio tra mente e corpo conducono Alessandra Rovida e Manuel Muttarini. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a ilmondodeisemplici-mail@gmail.com. Proseguiamo il nostro discorso all'interno della cristalloterapia, ma è importante un attimo spendere due parole a livello informativo sulle pietre, perché vedete, vale la pena sempre di spendere due parole non solo sulle pietre, ma anche su quelli che possono essere i gioielli, collane, anelli, bracciali, spille, tutto ciò che potrebbe essere indossabile. Dovete sapere che sia l'oro che sia l'argento, come ovviamente le pietre preziose o semipreziose, possiedono una forte energia e indossandole la rilasciano, come un qualsiasi cristallo. Se poi però la pietra non è bucata ma invece è integra, a maggior ragione cosa avrà? Avrà un'energia elevata che andrà a interagire con noi per tutto il tempo che decidiamo di indossarla. Vi ricordo che i gioielli, come le pietre, vanno sempre puliti e devono essere caricati proprio come qualsiasi altro cristallo che abbiamo visto nelle puntate precedenti. Quando scegliamo un gioiello, ricordatevi di dare un'occhiata alle pietre e ricordatevi sempre di domandarvi cosa stiamo indossando, perché in pratica stiamo per fare una specie di autoterapia energetica. Nella nostra esperienza abbiamo visto indossare magari alcune persone sia giovani che vecchie, magari collane di qualche pietre, e avevano le persone che le indossavano un'aria triste e depressa. Poi invece ho visto magari anche altre signore acquistare una luce eccezionale con un semplicissimo filo di granati. Questo cosa vuol dire? Che anche gli anelli, come i gioielli, sono importanti ed è importante anche questo su quale dito e su quale mano li portiamo. Per quanto riguarda il discorso prima, si intende che non si deve scegliere una pietra solamente in base alla bellezza, perché alcune pietre possono avere un valore energetico maggiore di darvi del buon umore e altre invece non fanno al caso vostro, donandovi magari un'aria triste. Tornando invece al discorso di dove indossare l'anello, sappiate che il pollice, ad esempio, corrisponde al primo chakra, l'indice corrisponde al secondo, il medio al terzo, l'anulare al quarto ed il mignolo al quinto, mentre il sesto e il settimo chakra sono collocati nel palmo della mano. La mano sinistra riceve, mentre la destra dà, al contrario naturalmente per i mancini. Ricordatevi che portare un anello su un dito della mano sinistra è molto diverso che portarlo su quello della mano destra. Lo stesso vale anche per i bracciali. In ogni caso, vale sempre la pena di prestare un po' di attenzione a ciò che indossiamo e a dove li indossiamo, oltre a provare a sperimentare le diverse sensazioni che ci arrivano. Se abbiamo una brutta sensazione indossandolo in un determinato dito, basta semplicemente spostarlo fino a quando troviamo la sua giusta appartenenza. Parliamo della terapia notturna, sia che lo si faccia perché non siamo riusciti a trovare il tempo durante il giorno per un'autoterapia o perché non ne abbiamo o non ne sentiamo il bisogno o semplicemente perché ce ne viene voglia, possiamo usufruire del tempo dedicato al sonno per utilizzare i cristalli sia per autocura che per altri scopi. Intanto prendiamo in considerazione la nostra camera da letto e diamo un'occhiata in giro per verificare dove abbiamo sistemato i nostri cristalli e soprattutto quanti. È particolarmente bello e piacevole riempire la nostra stanza di cristalli,
ma vediamo di non esagerare e soprattutto di non esagerare a poca distanza dal letto. Mettere troppo i cristalli sia sul comodino sia dietro la nostra testa o comunque nel raggio di 1 metro dal nostro corpo quando dormiamo può non farci dormire. Quando i cristalli entrano nel nostro campo energetico, cioè la famosa aura, rilasciamo comunque la nostra energia e quando noi dormiamo la nostra aura può espandersi fino a entrare in contatto con il comodino e oltre. Se noi abbiamo messo dei cristalli sul comodino o comunque nel raggio d'azione della nostra aura, interagiremo a livello energetico con loro. Ecco perché suggerisco attenzione e consapevolezza sia nella scelta sia nella quantità dei cristalli da tenere nei nostri paraggi, non solo di notte, ma anche per esempio sulla nostra scrivania. Quando andiamo a dormire possiamo fare autoterapia semplicemente scegliendo i cristalli con i quali intendiamo interagire e mettendoli sotto il cuscino. Importante sarà appunto la scelta in funzione di ciò che desideriamo ottenere. In ogni caso, e qualsiasi tipo di cristallo, di cristalli che sceglieremo, sarà indispensabile mettere ai nostri piedi 1 o più cristalli di radicamento, cioè di non farci volare fuori di testa, ad esempio. Se potrebbe essere il diaspro, l'ossidiana, fiocco di neve, l'ematite, cioè praticamente queste pietre che sono di color scuro. Ciò che ci permetterà di bilanciare l'azione degli altri cristalli e di riportare sul piano fisico-mentale e quindi di avere in memoria le eventuali esperienze che faremo durante il sonno. Se scegliamo delle punte, rammentiamo sempre il discorso dei flussi che vi avevo già parlato e delle direzioni dell'energia. Quindi la punta diretta verso di noi immetterà energia, diretta invece al nostro esterno toglierà energia. Attenzione quindi a come le posizioneremo sotto il cuscino o sul nostro comodino. L'interagire con i cristalli durante il sonno può non essere fatto solo per autoterapia, ma per altri scopi, quali per esempio il voler favorire i sogni, il voler fare un viaggio astrale, il desiderare risposte a quesiti che ci tormentano. Una fluorite viola favorirà i sogni e se unita a un quarzo citrino, sempre sotto il cuscino, e a una pietra di radicamento in fondo ai piedi, ne sarà stimolato il ricordo quando ci sveglieremo alla mattina. Per quanto riguarda il viaggio astrale sarà interessante l'uso di una cianite, sempre associato a un quarzo citrino o una pietra di radicamento per avere il ricordo al risveglio. Ecco, con questo esempio è importante ricordare che quando ci si reca a comprare una pietra, un minerale, è importante informarsi bene sul nome di questa pietra, leggere le caratteristiche, farsele consigliare naturalmente dall'operatore e non andare, diciamo, a caso solo per scegliere un qualcosa a livello estetico, perché come avete visto e come abbiamo visto, le pietre sono molto importanti. Ora, con questa puntata noi concludiamo questo discorso, ma non è ancora finita chiaramente perché il mondo della cristallo e della mineralterapia è molto vasto. La volta prossima andremo a vedere quello che è l'autobilanciamento dei chakra, quindi anche in questo caso andremo a vedere anche quello che potrebbe essere particolari stati di disagi fisici oppure anche a livello emotivo. E ricordatevi sempre una cosa, tutto quello che è olistico può sembrare magari ripetitivo, ma tutto quello che è olistico, tutto quello che è a livello naturopatico è sempre in costante abbinamento con i chakra. Ripeto, per questo motivo vi invito a ascoltare le puntate precedenti per avere un quadro ancora più chiaro. Ricordatevi che ogni chakra è un vortice di energia. Se il vortice è chiuso, l'energia non riesce a espandersi e quindi a confluire, e qui entra in gioco il discorso che abbiamo fatto oggi: c'è un'entrata e c'è un'uscita.
Come sempre, grazie per essere stati in nostra compagnia. L'appuntamento è per la settimana prossima, dove andremo a trattare l'argomento appena elencato. Avete ascoltato? Lo sapevate che...